Buon pomeriggio amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo dedicate al weekend in collaborazione con Veneto Orientale Informazioni e con jesolospiagge.it. Ci troviamo qui allo stabilimento di Oro Beach a Jesolo sul litorale. Possiamo notare una schiarita abbastanza ampia dopo la burrasca di questi giorni che ha portato delle precipitazioni che purtroppo ahimè hanno anche provocato dei danni in giro nel territorio. La situazione siccità non è ancora risolta del tutto, però dai, è comunque qualcosa. Almeno 3 giorni di pioggia ci sono stati e il territorio, diciamo, la terra ringrazia. Vediamo come sarà il weekend. Intanto possiamo vedere le schiarite già in atto e quello che possiamo dire per il weekend è che le giornate saranno piuttosto soleggiate, quindi buone notizie per i vacanzieri. Cominciando dalla previsione di domani possiamo vedere che la situazione sarà pressoché serena o poco nuvolosa, con le temperature che cominceranno ad aumentare. Questo aumento delle temperature sarà più vistoso nella giornata di domenica, quando il cielo si presenterà quasi del tutto sgombro dalle nuvole e le temperature quindi saliranno e torneranno di nuovo sopra i 30 gradi. Per quanto riguarda la situazione generale, quindi possiamo analizzare diciamo, il focus della situazione generale vede questo anticiclone delle Azzorre finalmente ritornare qui sul nostro territorio e concederci quindi i prossimi almeno 7-10 giorni di agosto in compagnia del sole. Quindi possiamo dire a tutti quanti di riporre gli ombrelli e di aprire gli ombrelloni. Con questo concluso e arrivederci al prossimo appuntamento e buon weekend a tutti da Jesolo.